L'entusiasmo è da Serie A, riparte così dopo la retrocessione dello scorso anno il cammino del Venezia Football Club con l'obiettivo di tornare subito dove merita tra i grandi. In più di 1000 persone, tra cui molti bambini e famiglie che hanno potuto scattare una foto, ricevere un autografo, un saluto dai loro beniamini, hanno abbracciato la squadra di ritorno dal ritiro di Falcade. Presentazione in stile americano nel bellissimo centro sportivo di Cavenezia al Tagliercio di tutta la rosa, staff tecnico e dirigenti, brillantemente condotto dal giornalista Gianluca Di Marzio. Ora il direttore sportivo Filippo Antonelli, tra i più affermati del movimento, dopo aver portato in laguna uno dei tecnici più vincenti per la categoria, avrà il non facile compito di provare a tenere anche in Serie B molti pezzi pregiati, tra i quali Nicolussi Caviglia e il capitano Izes, anche ieri acclamati dai tifosi. Essere scelto da questa grandissima società, e ve lo posso assicurare, è una grandissima società organizzata che vuole crescere, lo sta dimostrando coi fatti e mi auguro che il direttore mantenga non solo premesse ma faccia prima di tutto le promesse. Noi dopo lo scorso anno pensiamo scendere con un altro tipo di spirito perché comunque non sarà uguale, ma dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse ultima e cercare di prendere più punti possibili.